Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la videorubrica del Circuito ERT dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Questa sera parliamo di un testo contemporaneo che possiamo considerare già classico e che vedremo in streaming sui nostri canali Facebook e YouTube domani sera direttamente dal Teatro Odeon di Latesana. Si tratta di Maratona di New York di Edoardo Erba e ne parliamo con Cristian Giammarini e Giorgio Lupano, registi e interpreti di questo allestimento prodotto dagli amici degli artisti associati, i nostri insomma amici degli artisti associati. Quindi benvenuti a Giorgio e Christian, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Appunto, Maratona di New York, abbiamo già detto appunto un testo contemporaneo allestito per la prima volta nel 1993, ormai già classico, uno degli spettacoli più amati, portato in scena veramente in tutta Italia e non solo. Ricordo che sicuramente il pubblico del circuito sa di cosa parla, abbiamo avuto anche una versione in friulano con Fabiano Fantini e Claudio Moretti, che sono stati sono colleghi e amici anche. Esatto, quindi sì, questa è una lunga storia questo testo di Maratona di New York e appunto viene naturale chiedervi com'è nata l'idea di creare un vostro allestimento che ha debuttato nel 2014, se non ricordo male, e come mai avete scelto di raccontare questa storia? Racconto io? Per forza. Sì, perché è dipeso da me soprattutto. Dunque, perché io lo vidi nel 1993 quando fu messo in scena per la prima volta da Edoardo Erba con Zingaretti, Luca Zingaretti e Bruno Armando, che erano i due attori protagonisti della storia. Io avevo appena finito la scuola di teatro, avevo 20 anni, 21 anni, e mi si apriva questo mondo meraviglioso del teatro e andai a vedere questo piccolo spettacolo, perché di fatto era anche in un teatro, in un piccolo teatro, e ne fui colpito molto, tantissimo. Tanto era piccolo lo spettacolo quanto prorompente l'effetto che ebbe su di me. E pensai, mentre lo vedevo e alla fine, dopo averlo visto, ho pensato: io quando sarò grande lo voglio fare anch'io. Per grande intendevo quando sarò un attore professionista, quando sarò capace di recitare come loro. Allora Zingaretti e Armando erano già attori abbastanza affermati, avevano più di 30 anni, eccetera. Io ero giovanissimo. E così è stato. 20 anni dopo circa, forse anche di più, 93, in realtà noi l'abbiamo messo in scena nel 2008-2009, abbiamo cominciato a parlarne e ha debuttato sì nel 2009 lo spettacolo. Quindi sì, quando a San Benedetto del Tronto, che è il mio paese d'origine, c'era la riapertura di un teatro che era stato chiuso per molti anni, il comune di San Benedetto mi propose, essendo io un attore che già lavorava a livello insomma nazionale, anche con teatri importanti, mi invitarono per fare una piccola produzione con il comune di San Benedetto del Tronto per la riapertura di questo Teatro Concordia. E io pensai: quale occasione migliore per fare questo sogno nel cassetto? E ho coinvolto Giorgio Lupano, che è il mio compagno di scuola alla Scuola di Teatro di Torino, nonché uno dei miei più cari amici, per cui, visto che la storia Maratona di New York è una storia che parla e racconta la storia di due amici, ho detto: questa è proprio, mi torna tutto. Insomma, quando proposi il testo, lo feci leggere, insomma, sia al comune, all'assessore di San Benedetto e soprattutto a Giorgio, che mi avrebbe dovuto accompagnare in questo viaggio, ci fu subito una risposta, un consenso unanime, e quindi ci siamo imbarcati in questa avventura che di fatto sembrava partiva proprio per il comune di San Benedetto e per la riapertura di un teatro lì. 3 sere, avremmo dovuto fare 3 repliche, sì. E poi invece dal 2000 siamo andati avanti fino al 2015 a correre in giro per i teatri italiani. E no, c'è da aggiungere una piccola cosa: quando cercavamo un regista che ci mettesse in scena, qualcuno degli organizzatori ci disse: ma in fondo questo testo parla di due amici che corrono tutto il tempo mentre raccontano le vite, aneddoti, cose buffe, cose meno buffe, insomma, siete voi, perché non ve la fate voi la regia? Non ci era neanche venuto in mente prima. E invece ci è stato dato questo stimolo, abbiamo preso la palla al balzo
e di fatto abbiamo creato la nostra versione di Maratona di New York. Come hai detto tu prima, ha avuto tante versioni, tante vite, in Italia non solo, e questa è la nostra, una delle più longeve sicuramente, se non la più longeva, e insomma... Anche una delle più belle, chi si loda si sproda, va bene. Non si deve dirlo. No, non si deve dire una delle più belle, si deve dire la più bella. E sottolineare quanto sono fortunati, quanto è fortunato il pubblico dell'ERT che può vederla domani gratuitamente in streaming, insomma, a questo punto diciamolo. Ma guarda, non lasciatevi sfuggire questa occasione, sappiate che c'è gente che è tornata, tanta gente tornava a vedere Maratona di New York dal vivo nei teatri, c'è gente che l'ha visto 6, 7, 8 volte, c'è gente che l'ha visto 12 volte, forse non hanno capito, comunque insomma è uno spettacolo che ha la sua grande forza, il testo sicuramente. Assolutamente sì, vabbè, è una storia molto bella, una storia che ha un impatto forte, emotivo, che coinvolge molto, molto il pubblico, è una storia di grande umanità, la storia di due amici, poi insomma, in più è come dire, c'è questo ingrediente della corsa che è stata un'intuizione originalissima di Edoardo Erba, che ha fatto anche un po' la fortuna di questo spettacolo, perché è abbastanza inusuale andare a teatro. Certo, uno va a teatro e vede gli attori che si muovono, si alzano, si siedono, entrano in scena, escono dalla scena, litigano, eccetera, però due che corrano per 59 minuti è abbastanza inedito come cosa, insomma. È anche abbastanza faticoso. È anche abbastanza faticoso, in effetti, perché ovviamente appunto la storia racconta di questi due amici che si allenano per andare a fare la maratona di New York e... Ma poi ci arrivano a New York? C'è un piccolo mistero anche in questa storia, che poi si capisce man mano, che è uno degli ingredienti che hanno fatto la fortuna del testo. Chissà se questi due amici andranno mai a New York. Per adesso è un loro sogno, un po' come questo spettacolo era il sogno di Christian, poi è diventato il sogno anche mio, il nostro sogno, insomma, che è durato per 6 anni. Ora, occasionalmente, a grande richiesta, lo rifacciamo, sempre meno, perché è un po' faticoso. L'età passa, infatti, bisogna essere belli ai tanti. La domanda proprio che sorge naturale è appunto: questo spettacolo non è soltanto una prova attoriale e registica, ma è anche una prova fisica. Come ci si prepara a uno spettacolo di questo tipo? Con la preghiera. E sperare che non ci si faccia male. No, in realtà noi siamo andati a correre al parco per poi capire che era inutile. Sì, perché cioè, un conto è correre, ma noi sul palco è una corsa finta, noi in realtà saltelliamo sul posto, quindi a un certo punto abbiamo capito che avremmo dovuto in realtà andare in una sala prove e fare questa corsa simulata, perché è diversa dalla corsa che appunto... È come saltare alla corda, come quello che fanno i pugili quando si allenano, non solo i pugili, proprio saltare sul posto, quindi in effetti il coinvolgimento del piede riguarda solo l'avampiede, il tallone non poggia mai, il polpaccio si stressa in un modo completamente diverso. L'abbiamo scoperto dopo poco, però ci siamo resi conto che è una corsa diversa, ovviamente, quella sul posto. È proprio un saltellare, e quindi all'inizio abbiamo iniziato appunto con il parco e correndo al parco, poi ci siamo chiusi in una saletta, in una piccola sala prove, e correvamo sul posto. E poi c'è da dire che saltellandosi c'è il fattore fiato, che comunque è importante, perché insomma siamo in 2 in scena, non siamo 18, quindi parla Christian, per cui e correre, parlare, anzi recitare, però in realtà questa è una cosa che abbiamo scoperto non essere poi così difficile da fare, un po' perché insomma siamo attori, abbiamo studiato per fare questo lavoro, abbiamo fatto la nostra bella accademia e abbiamo allenato il nostro strumento, quindi insomma il fiato ce l'abbiamo. Correndo abbiamo scoperto che la corsa regolava il fiato in qualche modo, e il fiato portava avanti le battute, cioè quello era il minore dei problemi. Tanta gente ci ha chiesto: ma come fate? Parlate tutto il tempo, intanto correte. Sì, ma quello, no? È la cosa meno difficile. Si acquisisce. Si acquista proprio un'organicità nel fare uno spettacolo. Di solito quando un attore deve dire le battute
spesso si pone il problema: come le dico, che intenzione devo avere, dove faccio questa pausa, dove prendo il fiato, come la faccio veloce, devi organizzare un po'. Lì non c'è niente da organizzare, perché l'azione fisica è talmente forte e preponderante anche su noi stessi, sul nostro corpo, sul battito cardiaco, sulla respirazione, eccetera, che ovviamente poi diventa quello a comandare e a gestire. Non devi più pensare a come devi dire le battute, a come fare uscire le battute, perché usciranno come devono, perché c'è un'azione fisica talmente forte che rende tutto poi estremamente organico e vero, come dire, realistico. No? Beh, la corsa è vera, è una corsa teatrare, è finta, ma la fatica è vera, cioè noi non andiamo da nessuna parte. Però non è che esatto. Cioè non devi fingere di avere la respirazione accelerata, il battito, il cuore che ti batte, il sudore che ti scende, perché quello è tutto vero, è tutto il corpo in movimento. In un certo senso forse questa è proprio la potenza di questo testo, cioè un testo che permette appunto di questa organicità e questa naturalezza anche appunto nella fatica, che diventa reale e non soltanto, diciamo, recitata. Esatto. Anche una fatica che un po' si trasferisce sul pubblico, non perché il pubblico si stanchi, ma perché partecipa a questa cosa, cioè si chiede: ma quando finiranno, quando smetteranno di correre, quando finirà questa cosa? Cioè, molte persone ci hanno detto che ad un certo punto diventava, no, quasi una sorta di attrazione ipnotica verso questa corsa che sembra non finire mai, anche se poi lo spettacolo appunto dura un'ora, quindi non è. Però adesso noi la domanda vera, la nostra sfida in questa occasione, l'occasione di domani, è farlo in streaming, cioè il pubblico vedrà delle riprese di questa cosa, non è lì con noi e noi non siamo col pubblico, quindi riusciremo a instaurare questo tipo di comunicazione, perché non è uno spettacolo dove ci sono delle battute da dire, delle azioni da fare, è uno spettacolo, come diceva Cristian prima, fisico, veramente è una sorta di performance, anche se poi sotto c'è un testo bello solido, ecco, non è appunto una performance atletica e basta, c'è un testo. Però la sfida è riuscire a incuriosire il pubblico, che magari vedrà questa cosa in streaming e magari dirà: chissà com'è dal vivo, chissà com'è vederli davvero, e magari vorrà venire a vederci, se mai lo rifaremo, perché speriamo, potrebbe essere questo evento di domani anche il rinizio di una nuova vita, quando ce lo permetteranno. Quando ce lo permetteranno. La scorsa estate l'abbiamo fatto, una sola replica, una One Night Only di Maratona di New York, però in una versione che noi abbiamo chiamato Naked Edition, una versione nuda. E come sarà anche quella di domani, perché in realtà noi, nella nostra regia, abbiamo immaginato, prima si è visto nelle immagini, uno sfondo, cioè delle proiezioni alle nostre spalle che raccontavano una sorta di storia parallela. Ecco, qua all'inizio noi vediamo New York in bianco e nero, la sogniamo quasi. Insomma, questo video ci accompagna per tutto lo spettacolo. Quest'estate l'abbiamo fatto in occasione di una rassegna sul lago di Nemi, e quindi su un palchetto, alle spalle c'era il lago di notte e basta. L'abbiamo fatto senza nulla. Una scenografia naturale. Diciamo. Sì, con 2 luci, senza neanche nessun effetto, anzi. Quindi era proprio la Naked Edition. E domani vogliamo provare a farla così, ma non perché vogliamo proprio che si veda che siamo in un teatro vuoto. Cioè non vogliamo mettere musiche, qualcosa ci sarà, ma non troppe, luci e proiezioni, perché noi domani la facciamo in streaming perché non si può andare in teatro. E questa cosa non è una denuncia che facciamo, ma è una constatazione che vogliamo fare. Certo. Noi non siamo i primi né gli unici, no, certo. Ovviamente, l'abbiamo visto dappertutto, da Sanremo in giù, per cui però partecipare in qualche modo e testimoniare questo momento storico che stiamo vivendo, secondo me è doveroso. Certo. E sì. Infatti, cioè, voi sarete nel teatro di Latisana e appunto l'idea di circuito aperto di questa rassegna è esattamente questa, cioè quella di aprire i teatri, se non altro a chi ci lavora, quindi alle compagnie, ai tecnici, per cercare di continuare a lavorare, di continuare ad aprire, diciamo, la porta sul teatro, ben consapevoli che appunto che il pubblico non c'è e che, come ricorda sempre appunto anche il direttore dell'ERT,
è parte fondamentale dell'esperienza teatrale, di cui non si può veramente prescindere. Certo, certo. Posso dire un piccolo aneddoto sulla Tisana? È il primo teatro, cioè io quando abbiamo finito la scuola, che abbiamo fatto insieme appunto a Torino, dal 91 al 93, e io poi il mio primo spettacolo, diciamo, in tournée, in cartellone, era Il duello di Gabriele Lavia, uno spettacolone che aveva debuttato in estiva, ma io non c'ero in quella versione. L'hanno riallestito appunto alla Tisana per la tournée invernale, dove io entravo a sostituire qualcuno, non so chi, e quindi è stato il primo teatro dove, dopo la scuola dello Stabile di Torino, il primo teatro su cui, su cui ho messo piede per la mia prima tournée, la mia prima scrittura, la Tisana. Mi ricordo che stavo in un albergo, un alberghetto, insomma, perché stava sotto il Duomo e con il campanile del Duomo che segnava le ore a ogni ora, appunto, ed è stata un'esperienza che non dimenticherò mai. Io e la nostra compagna Irene Valdi stavamo in questo alberghetto, i più poveri della compagnia, gli altri stavano in qualche albergo un po' più figo, ovviamente, e noi lì sotto il campanile. La Tisana è rimasta impressa. Probabilmente quella volta mai avresti potuto immaginare che nel 2021 ci saresti tornato a questo spettacolo e appunto in questa situazione così inedita, proprio senza il pubblico a causa di un'emergenza che ha coinvolto e stravolto tutti. Sì. C'è un altro po', diciamo, di Friuli Venezia Giulia in questo spettacolo, che è appunto la produzione che è di artisti associati, e non è appunto la prima volta in cui c'è questa collaborazione. Appunto ricordiamo un altro spettacolo apprezzatissimo, appunto Figli di un Dio minore, che appunto ha segnato molto il pubblico qui in Friuli Venezia Giulia. Come nasce questo rapporto con artisti associati? Tanto dico che quello spettacolo ha segnato molto anche me. Anche Christian ha fatto da aiuto regia a Mattolini in quell'occasione. È stato uno spettacolo che mi ha proprio aperto un mondo, il mondo dei sordi, la loro cultura, la loro storia e la loro lingua. Il rapporto con i meravigliosi artisti associati, perché possiamo solo dire questo, di loro nasce in occasione del Mittelfest del 2014, mi sembra. Insomma, c'era da fare al Mittelfest a Cividale una lettura organizzata da Giorgio Pressburger, diretta da Giorgio Pressburger, di Microcosmi di Magris, e non so, qualcuno, forse l'ufficio stampa, fece il mio nome. Quindi mi chiamarono, io arrivai lì, mi presentarono a Pressburger, li conobbi, e insomma, e feci questa unica rappresentazione di Microcosmi. Ho detto di Magris? Non vorrei... Sì. No, è giusto. Confermo. Un momento dico, allora, e lì ho conosciuto appunto Walter Mramor, che in qualche modo partecipava all'organizzazione. In quell'occasione noi già facevamo Maratona di New York da 3 anni, quindi, esatto, quindi era forse un po' prima, il 2012-2013. E ci produceva il Teatro Stabile, l'allora Teatro Stabile delle Marche. Però, insomma, come spesso poi le cose succedono, dopo 3 anni in cui abbiamo fatto repliche un po' dappertutto, il rapporto si era un po' esaurito, ma noi non eravamo ancora stanchi di farlo, quindi ho proposto a Walter di rilevare, diciamo così, la paternità artistica dello spettacolo. C'è stato questo passaggio di produzione delle Marche ad artisti associati, abbiamo fatto altri 3 anni in giro sotto la produzione di artisti associati. Poi con loro io ho fatto Figlio in Dio minore. Io ho fatto Mariti e mogli di Woody Allen con Monica Guerritore e Francesca Reggiani, con la coproduzione di artisti associati e altri produttori. Quindi è un rapporto che dura. Io ho fatto poi anche Victoria con la Pivetti, però insomma è un rapporto che è bellissimo, che sono persone meravigliose, difatti siamo qui anche, anzi soprattutto grazie a loro, perché ovviamente. Quindi grazie Walter. Esatto. Walter, che ricordiamo anche lui, è stato ospite del Teatro a Casa Tua qualche settimana fa, quindi se c'è qualcuno che volesse saperne di più appunto di artisti associati può trovare tutte le puntate passate sia su Facebook sia su YouTube. Tornando a Maratona di New York, però c'è una cosa che appunto devo chiedervi, cioè se a forza di correre sul palco e di portare avanti questo spettacolo vi è venuta voglia di diventare dei runner o forse di preparare una maratona? A me no.
No, ma non lo so, fondamentalmente sono pigro. Poi io ho la fortuna, tutti mi dicono sei fortunato, per me è un po' una condanna, di essere sempre un po' sottopeso, di essere sempre a rischio di dimagrimento, nonostante sia una buona forchetta. Quindi di tutto ho bisogno, tranne che di correre, anche come sport. Cerco anzi di potenziare un po' facendo palestra, così insomma soft. Ma correre no, perché appunto il mio metabolismo anzi richiederebbe delle sieste, un atteggiamento di indolenza e pigrizia, perché di fatto sto sempre sottopeso, quindi anzi, non la corsa. A parte gli scherzi, ma non è tanto uno scherzo, credo che poi il metabolismo ognuno ce l'ha in modo tale, insomma, e comanda un po', per cui a me il mio mi ha indicato, guarda, questo è perché lo fai per lo spettacolo, eccetera, così, ma come ho finito, ogni volta che finivo, nemmeno per prendere l'autobus. Sai, c'è una battuta del mio personaggio, che si chiama Stefano, ma viene chiamato Steve, che dice: il fisico non c'entra niente, è questione di stringere i denti per ottenere un risultato. Cioè, io in realtà poi ho continuato un po' a correre, poi mi sono stufato, ho trovato questo CrossFit, questa attività che mi piace tanto, e i nostri due personaggi, cioè Mario, quello pigro che non vuole andare ad allenarsi, che vuole rallentare, eccetera, eccetera, e Steve, invece, quello che tira la carretta e che invece cerca di motivare, di incitare l'amico, in realtà non è che ce li siamo tanto scelti, erano scritti su di noi proprio. Corrispondono pienamente ai nostri caratteri. Corrispondono così tanto che per complicarci la vita all'inizio avevamo quasi pensato di invertire i ruoli, no? Perché dice, vabbè, ma così è proprio così, è talmente plateale, no? Il fatto che Mario corrispondesse a me e Steve corrispondesse a lui, che magari li potremmo provare, no? Che uno da attore dice mi faccio, come mi metto in difficoltà o mi propongo una sfida più grossa. Poi abbiamo detto, vabbè, è già talmente complicato di fare uno spettacolo correndo, eccetera. Lasciamoci. Abbiamo anche pensato di farli a sere alterne per un momento, no? Come Gasman e Randone, cioè ci siamo un attimino gasati. Ora, se io faccio Mario, tu fai Steve e poi viceversa, poi ci siamo anche detti, ma anche no. Ecco. Però, era un po' sfuggita di mano. Scusa? Era un po' sfuggita di mano la passione per lo spettacolo. E vabbè, tutto questo per raccontare anche simpaticamente che ci abbiamo messo una grande passione, ma proprio perché è nato da un'idea mia che ho passato a lui e che ci ha completamente coinvolti, appassionati. Era uno spettacolo dove ogni cosa era stata pensata, studiata ed era giustificata, cioè tutto quello che si vedeva in questi video, quello che facevamo noi o come lo dicevamo. Nelle musiche, degli effetti. C'era sempre una ragione, spesso una ragione emotiva, e questo io credo il pubblico l'abbia capito, l'abbia recepito, e soprattutto che apparteneva a noi, poi solo a noi, non c'era un regista capire. Sì, ma dico, ogni cosa che abbiamo fatto era proprio si connetteva a qualcosa che riguardava i nostri film preferiti, i nostri tutte citazioni, certo. È il nostro spettacolo in tutto e per tutto, ma anche Edoardo Erba alla fine, insomma, ci ha... che salutiamo e ringraziamo anche lui, perché lui è il papà vero, tant'è che io quando facevamo maratona, soprattutto le prime volte, che era circa 20 anni fa, che ero pure più giovane, lo chiamavo papà a Edoardo. Però insomma Edoardo ci ha sempre detto che era molto contento di questa versione, quindi noi siamo stati contenti anche di aver reso giustizia a un testo così bello, così rappresentato, così amato da tanti, che è una sfida anche per tanti attori. Recentemente l'hanno fatto anche al femminile, c'era Fiona May che si è cimentata con Maratona di New York, però in versione femminile. Lei è un'altra attrice, lo sapevi tu? Sì, come no. Certo. Con Luisa Cattaneo, anche loro sono state ospiti del circuito. Un'ultima cosa che appunto non abbiamo detto, ma che credo sia importante, proprio parlando di quanto poi sia personale questo spettacolo. E appunto abbiamo parlato della corsa, abbiamo parlato del sogno di New York, abbiamo parlato dell'amicizia, e in realtà appunto la corsa diventa una grande metafora per trattare tanti temi umani. È uno spettacolo che appunto tocca il pubblico e ha così tanto successo, ha così tanto tempo, perché riesce a creare, a simulare dell'empatia e a parlare di qualcosa che tutti conosciamo. Chiaro. Vabbè, quell'ora di corsa è la metafora di una vita intera,
anche del modo di affrontare la vita che è diverso per i due personaggi, da quello che i due personaggi sognano, le loro ambizioni, i loro dubbi, i loro rimorsi, che sono condivisibili dal pubblico. C'è chi può sentirsi più vicino a Mario e chi a Steve, ma sono due personaggi molto umani, che hanno delle pulsioni, dei desideri, degli impulsi che sono umanissimi, sono due trentenni e 35 anni ormai. E poi sono anche un po' forse due facce della stessa medaglia, no? Sono magari la stessa persona in due momenti diversi della propria esistenza. Sì, sono complementari. Così come tutte le grandi coppie del teatro, insomma, da Oreste e Pilade a Stagno e Ollio, diciamo. A Totò e Peppino anche un po', diciamo. Non so, Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, non so, ci sono tanti modelli, però sì, diciamo che la componente umana, diciamo, a Edoardo Erba questo testo è venuto proprio bene, ha avuto una penna felicissima, diciamo così. No, e siamo molto felici appunto di vederlo domani appunto alle ore 21 in streaming sulle pagine Facebook e YouTube dell'ERT. Io ringrazio molto appunto Cristia Giammarini e Giorgio Lupano per essere stati i nostri ospiti e averci raccontato cosa significa per loro Maratona di New York. Grazie a voi. Grazie a voi e insomma domani sera grazie a chi vorrà vedere lo spettacolo, sì, incrociamo le dita, preghiamo tanto. Che venga tutto e che funzioni tutto bene, ma non ne abbiamo dubbi, quindi grazie mille e grazie al pubblico che ci ha seguito anche in questa puntata del Teatro a Casa Tua. E la prossima settimana non andrà in onda perché sarà ormai Pasqua, quindi ci rivediamo dopo Pasqua con un nuovo appuntamento di approfondimento e di chiacchiera appunto sul mondo del teatro. Grazie e buona serata. Buona serata.